Gare truccate nella sanità per 700 milioni, 10 le misure cautelari, mazzette a funzionari e pubblici per aggiudicarsi gli appalti. Questo è il tema di una grossa operazione organizzata dai finanzieri di Palermo che hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 10 persone, una finita in carcere, 4 ai domiciliari e 5 destinatari di obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria nell'ambito di un'attenta indagine su un giro di tangenti per centinaia di migliaia di euro e gare truccate per 700 milioni in alcune aziende sanitarie siciliane. Per 3 di loro è stata disposta la misura interdittiva di 1 anno. Gli indagati sono accusati a vario titolo di corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente, riciclaggio, emissioni di fatture per opposizioni inesistenti. Con lo stesso provvedimento il GIP ha disposto il sequestro di oltre 700.000 euro, che sarebbe il prezzo della corruzione, e a carico di 3 società il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per 1 anno. Le indagini sono state coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia, condotte dai militari del nucleo della Polizia Economico-Finanziaria Gruppo Tutela Spesa Pubblica di Palermo e sono la prosecuzione dell'inchiesta denominata Sorella Sanità, che a maggio del 2020 ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di altre 13 persone, tra i quali il manager dell'ASP di Trapani e di Palermo Fabio Damiani e Antonio Candela, già processati e condannati in primo grado. Le indagini hanno accertato nuove ipotesi di corruzione e di turbativa relative ad altre gare pubbliche in ambito sanitario.